Siamo qui con Davide Nadai, atleta della nazionale italiana di sitting volley. Ecco Davide, come è nata la passione per la pallavolo? Allora, la passione per la pallavolo è nata in prima media quando ho scoperto questo sport grazie ai miei compagni di scuola. E come sono entrato in campo, diciamo, è scoppiata subito la passione per questo sport. Ne avevo provati tanti diversi prima di provare la pallavolo, però diciamo le mie passioni si sono rivelate essere la pallavolo e lo sci, che ho portato avanti per tanti anni, e quindi sono stato contento di tornare a giocare a pallavolo dopo tanto. 2 anni fa, era il 9 agosto 2018, era un giorno come tanti, stavo tornando a casa da lavoro, sono un militare in servizio a Motta di Livenza, ero in sella alla mia moto quando in una curva un camion ha frenato bruscamente. Io per evitarlo mi sono buttato fuori strada e ho perso, diciamo, sul colpo la gamba. E là è stato sicuramente un momento di smarrimento. Ho avuto un periodo difficile da affrontare, però una volta tornato anche in piedi dopo mesi di riabilitazione sulla protesi, diciamo è stata la svolta, e da lì ho voluto riprendere un po', diciamo, in mano la mia vita, e in questo senz'altro lo sport mi ha aiutato molto, sia per la fisioterapia sia anche per tornare, diciamo, in piedi e riprendermi in mano la mia vita. E quindi in questi ultimi 2 anni un amore riscoperto, anzi addirittura raddoppiato per la pallavolo. Sì, diciamo che è nata un po' per caso questa cosa. L'anno scorso ero al Festival della Cultura Paralimpica a Padova, e là, tra i tanti personaggi, diciamo, che spiegavano un po' la loro esperienza nel mondo paralimpico, ho conosciuto Silvia Biasi, il libero della nazionale di sitting volley femminile, e anche lei trevigiana come me, e parlando, diciamo, un po' delle nostre esperienze è venuto fuori che anche io avevo fatto un incidente, che ho giocato per anni a pallavolo, e così mi ha invitato a provare il sitting volley da lei a Codogné, dove è allenatrice, e là, diciamo, ho iniziato a sperimentare questa disciplina paralimpica. All'inizio ero un po' scettico, senz'altro, perché dopo aver giocato per anni alla pallavolo, diciamo, da normodotati, in cui salti, ti butti per terra, prendi la rincorsa, giocare seduti era una cosa diversa, però è stato tornare, diciamo, alle origini, e mi è piaciuto dopo. Del resto è sempre la pallavolo, quindi la passione c'è sempre stata. Che emozione è stata indossare la maglia della nazionale? Beh, è stata senz'altro un'emozione grandissima. Sicuramente non me l'aspettavo di poter rappresentare l'Italia, soprattutto per uno sport paralimpico, e anche, diciamo, l'emozione è stata, essendo una cosa inaspettata, è stata ancora più grande. Io un giorno che ero in palestra con Silvia mi stavo allenando, e lei ha fatto di nascosto un video mentre giocavo, l'ha mandato all'allenatore della nazionale di sitting volley maschile, e lui ha deciso nel seguente ritiro di chiamarmi, di convocarmi per conoscermi, e da là ho fatto il mio debutto in nazionale. È stata un'esperienza bellissima, anche perché ho conosciuto i ragazzi della squadra, che con me sono stati subito disponibili, e ho potuto rapportarmi con loro anche per le storie che ci hanno portato a essere in quella nazionale, dal momento che molti hanno fatto un incidente traumatico come me, e altri invece sono dalla nascita così, e quindi è stato anche questo uno spunto in più per conoscerci e per legare insieme. Gli obiettivi tuoi per il 2021? Beh, innanzitutto fare il mio ingresso ufficiale, il mio esordio in nazionale. Adesso sono previsti gli europei per il 2021, che si terranno a ottobre ad Antalya, in Turchia, e stiamo lavorando sodo per portare a casa un buon risultato. Poi di recente sono anche entrato nel gruppo sportivo paralimpico della difesa, e vorrei partecipare agli Invictus Games, che sono dei giochi militari indetti dal principe Harry, che raccolgono assieme i militari che hanno contratto una disabilità in servizio, e là c'è anche sitting volley tra le specialità, quindi sarebbe interessante fare questa esperienza. Sono anche entrato nell'associazione Art for Sport, che è una onlus del nostro territorio, che si occupa di
fornire delle protesi a dei ragazzi amputati in tutta Italia, ma anche avvicinarli allo sport, che è la cosa più importante. Grazie a loro potrò usufruire di una protesi da sci con la quale spero di tornare in pista, e infatti un altro mio grande obiettivo sarebbe quella di entrare nella nazionale di sci alpino. Sono già in contatto con la Federazione degli Sport Invernali Paralimpici e quindi spero che sarà un 2021 fruttuoso.